Niente più varchi, la sperimentazione è finita. Ora a Venezia per la gestione dei flussi turistici arriva come annunciato il contapersone e si parte con l'avvio del carnevale, anche se quest'anno le presenze potrebbero essere nettamente inferiori a quelle degli anni passati, a causa della psicosi da coronavirus e dell'acqua alta di novembre, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Allora, abbiamo installato 31 telecamere, ai primi di febbraio saranno 31, adesso sono 29 e sulle 34 abbiamo fatto l'interfaccia telecamere software e software sulla Smart Control Room e cominceremo a raccogliere i primi dati che saranno dei dati che finalmente faranno un po' chiaro su quelli che sono i numeri che ognuno ogni volta spara a chi la fa più grossa. Da Carnevale cominceremo a vedere chi c'è, chi non c'è, distinguendo quelli che sono i pendolari, gli studenti e quelli che invece vengono per turismo, i flussi e quant'altro. Come funzionerà? Tutti i dati confluiscono nella Smart Control Room e ci sono dati che arrivano ogni 5 secondi e registrati ogni 25 centesimi di secondo. Ho tanta gente che arriva alla stazione, benissimo. Noi verifichiamo la densità e la velocità, vuol dire che questi fra 20 minuti saranno al ponte della Maddonetta dove c'è una strettoia. Se sappiamo che oltre questo numero creano degli ingorghi alla Maddonetta si potranno deviare da un'altra parte, ma tutto questo deve essere fatto nell'ambito della Smart Control Room. Ad esempio potrebbe esserci il caso di un evento tradizionale con un evento atmosferico, viene tutto messo in circolo e si prendono le decisioni che si devono prendere.